Solo Gesù mi nutre, mi perdona e col suo sangue perdona i peccati e mi ama e muore per amore. Nessuna religione ha un Dio così grande che ama e perdona. Fra 20 anni pochissimi sapranno questo, perché saranno musulmani. Davanti al battistero della chiesa di Santa Croce, Don Mauro Gazzelli ribadisce quanto detto domenica durante un'omelia in occasione del battesimo di due pargoli, tempo 20 anni e saremo tutti o quasi musulmani. Prima avevo 10 anni fa 3 prime elementari, 3 secondi, adesso ce ne sono 2, a settembre ce ne sarà solo una. Su una classe di 18 ragazzi, 8 o 9 non sono battezzati o sono musulmani. Con 2 classi io faccio fatica a farne una. Quindi vuol dire che cosa? Vuol dire che fra 20 anni noi saremo veramente pochi. Questione demografica ma anche religiosa e culturale. Spesso chi si battezza, denuncia il prete di Cessalto, lo fa solo per convenzione. Mi fa più paura il relativismo, perché io con i fratelli musulmani ho un bel confronto. Certo, da me vengono i moderati, che discorsi, però io vedo coerenza. Tante mamme badanti dei nostri anziani sono musulmane, però loro mi rispettano, ringraziano quando io mi metto a pregare così. Quindi il problema mio è il relativismo, una religione vale l'altra, tanto poi decideranno e non abbiamo capito l'unicità della nostra fede cristiana, solo noi perdoniamo e amiamo. Non esiste una religione come la nostra, invece il relativismo le fa passare tutti uguali. Le conseguenze si vedono anche nei fenomeni di questi giorni, disagio giovanile e baby gang. Per Don Mauro c'è una correlazione. Ecco perché aumenta la violenza, perché abbiamo anche meno battezzati. La pace, la serenità, solo noi cristiani la annunciamo. Quindi meno battesimi, perché saremo musulmani di altre religioni, e probabilmente saremo anche più violenti. Chi toglie la vergogna a un bambino? Chi gli dà la serenità? Gli altri bambini, anche musulmani, sono da soli. Noi cristiani li accompagniamo a dare un nome alle emozioni, a dare un nome alla rabbia, gli togliamo la vergogna del peccato. Togliamo la religione cristiana, di rito cattolico ortodosso, cosa rimane? Che uno è da solo, in balia della sua rabbia, delle sue paure, delle sue tensioni e quindi aumenta già la violenza, perché ci sono meno battezzati e meno persone che si accosano al sacramento della confessione.